ristorazione nella stessa maniera in cui lo vivevo 20 anni fa. Ti alzi la mattina, hai voglia di proporre, hai voglia di fare, hai voglia di scoprire. Noi dobbiamo cercare di regalare ai nostri clienti quello che noi vogliamo trovare quando andiamo in giro. Vogliamo trovare da mangiare bene, mangiare che può essere creativo, mangiare che può essere classico, ricette che possono essere tradizionali, possono essere innovative, però devono essere buone. Il mangiare deve dare ricordi in un palato che bene o male è il nostro palato, molte volte veneto, vicentino. Se io creo piatti all'interno dei quali uno deve sentire le mie origini, devo far trasparire quella che è la cultura del mio territorio, perciò l'utilizzo di prodotti nel nostro territorio, cercando di farli conoscere, cercando di farli capire, cercando anche di spiegarli. Tanti prodotti che vengono fatti nel nostro territorio e che giustamente sta a noi ristoratori cercare di spingere e di farli conoscere. Un ristorante è un cerchio, dove ogni parte di quel cerchio è parte di quello che il ristorante fa. Al centro del cerchio c'è un punto, il punto del cliente. Il network Ristoranti che Passione deve saper riconoscere questo cerchio in ogni ristorante. L'importante perciò di un network così è che ti aiuta a far conoscere all'interno della tua regione un sacco di realtà che altrimenti non potresti conoscere. Perché un cliente dovrebbe poi andarsi a comprare la guida Ristoranti che Passione? I motivi sono molteplici. La parte internet di Ristoranti che Passione è molto ampia e molto completa, perciò può andare a vedere nella parte in internet anche altre fotografie, altre situazioni che altrimenti solo nella parte cartacea non andrebbe a vedere. E può presentarti vari locali di varie tipologie, non è legato a votazioni, hai a tua disposizione diversi livelli, diverse situazioni. Il ristoratore che deve darsi da fare, essere sempre un po' sulla cresta dell'onda, cercare di essere migliori, di dare amore, perché noi diamo amore nei nostri piatti, diamo amore nella nostra ristorante, diamo amore nel nostro servizio. E lì però è il cliente alla fine che fa la selezione. Cliente che scrive, che ha la possibilità di scrivere e di mandare una propria nota, una propria considerazione. Io posso avere delle certezze per dove sto andando a mangiare, perciò io posso scegliere all'interno di una vasta gamma di locali quello che in quel momento e per quelle anche necessità desidero frequentare. La direzione è sempre nell'andare a riscoprire sapori, nell'andare a ritrovare sensazioni, nell'unire prodotti, nell'unire gusti, ma sempre rimanendo nel rispetto di quella che è la nostra tradizione. Un piatto deve emozionarci, perciò la cucina alla fine è emozione, la nostra arte è emozione, certo è l'emozione dell'effimero, perché lo guardiamo, ci piace, ci emoziona, ce lo mangiamo e ci emoziona ancora di più. Vuol dire che tu hai lavorato per qualcosa, tu ti alzi la mattina e non fai solo da mangiare, crei momenti di felicità.